importante evento oggi qui al Teatro Pirandello. L'Istituto Leonardo organizza una bella manifestazione sui 70 anni della Costituzione. Lei chiaramente darà il suo saluto e il suo messaggio agli studenti. Sicuramente è un evento importante per i ragazzi soprattutto, e quindi ho accolto con piacere l'invito della preside ad essere presente questa mattina e a confrontarmi per il poco tempo che avrò a disposizione con le opinioni e le considerazioni che i meravigliosi ragazzi agrigentini vorranno fare sulla nostra Carta fondamentale. Dal mio punto di vista la cosa importante sarebbe che la frequentazione della Costituzione, la vicinanza ai suoi principi fosse per i ragazzi un'esperienza quotidiana, quindi vanno benissimo questi eventi. Sarei molto contento se sapessi che effettivamente i ragazzi nel loro tempo libero prendono la Costituzione e se la leggono come per il piacere di leggere un romanzo. Un momento importante questo, dove anche le istituzioni si confrontano con i ragazzi per parlare della Costituzione, una Costituzione giovane che ha appena solo 70 anni, signor Questore. Sì, è giovane e devo dire grazie alla Costituzione che oggi siamo qui a poterne parlare. Io sono particolarmente contento oggi di essere in questo contesto con tanti giovani. Quando la preside me ne ha parlato, mi ha chiesto di parlare di un articolo. Io, per l'amor di Dio, tutti sono interessanti ad approfondire, però uno in particolare che spesso richiama anche il nostro capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, è il 54, dove si parla dell'adempimento da parte dei funzionari che rivestono un'attività pubblica a rivestirlo con onore e disciplina. Quindi io mi appello a questo articolo e farne un modello di esempio per quanto riguarda la mia vita professionale. Lei è una ex alunna dell'Istituto Leonardo, ecco quanto è importante anche momenti come questi e anche il saluto di una presenza istituzionale che rappresenta appunto la Regione Sicilia. Io sono felice di essere qua oggi, sia per il legame che c'è tra me, la città di Agrigento e la dirigente scolastica Enza Ierna, ma soprattutto perché solo da una buona formazione scolastica possono nascere ottimi cittadini, e tutto questo perché la Costituzione sarebbe nulla se non ci fosse una buona formazione. Io di questo ringrazio il Liceo Leonardo che mi ha permesso di essere una persona al servizio dei cittadini. Oggi è come se fossimo in una classe per riflettere sulla Costituzione. Credo che sia per il nostro percorso pedagogico che grazie ai nostri docenti, ai nostri dirigenti cerchiamo di svolgere quotidianamente, e credo che sia una tappa fondamentale quella di fare una riflessione appunto su questa legge suprema, questa legge madre che grazie ai nostri padri costituzionalisti ancora oggi tra le più antiche in Europa è per noi un faro determinante per la vita e per la civiltà italiana. Credo che la Costituzione sia non una gabbia che mi stringa, ma una possibilità di vita vera che io come cittadino posso vivere. Noi facciamo un lavoro che ci porta a sempre, continuamente, consultare la Costituzione, è sulla nostra scrivania, perché, questo l'avete imparato, la Costituzione è la fonte primaria del diritto. Un grazie a tutti perché ognuno di loro, nella sfera di loro competenza, sicuramente ci dimostra quotidianamente, come ha detto in maniera eccellente il nostro magistrato, ci dimostra nel quotidiano come la Costituzione va applicata, va osservata e va garantita.